Fasini è il tuo momento. Allora, tu aspetta che arrivo un po' dove c'è l'acqua più profonda Ok. e ti faccio vedere il delfino. Aspetta. Facciamo rete critica. Si sta comodi sulla rete. Vedi che bella la rete? Regista, questo va mixato con ossigenarsi a tasto, chiaramente. No. Il critico è un mestiere un po' fetente. L'artista è lì che suda e che si sbatte e quello sbuffa, scrive, controbatte e poi alla fine non gli piace niente. No, devi farlo davanti, se no non funziona. Tutto ti devo spiegare. Oliviero Ponte di Pino, Rete Critica, Ciak 1 prima. Rete Critica è nata nel 2011 e l'obiettivo principale era quello di dare consapevolezza e visibilità ai siti che si occupavano di critica e di informazione teatrale in rete. Avevamo scoperto di essere tanti, di scrivere tantissimo in un momento in cui apparentemente il teatro e la critica non contavano più niente. Non si è mai scritto tanto di teatro come da quando esiste la rete. Si differenzia dagli altri premi perché è un premio che nasce dal basso, che per la prima volta in Italia fa vedere i finalisti, fa parlare i finalisti insieme ai giurati. Credo che sia stato un aspetto importantissimo. Quando siamo partiti col progetto mai avremmo pensato ad alcuni degli esiti che abbiamo avuto. Il primo è stato la partecipazione a una serie di convegni dell'Accademia Olimpica a Vicenza al Teatro Olimpico. Un'altra occasione di incontro importante l'abbiamo avuta nel carcere di Volterra, chiusi in una gabbia nel cortile della fortezza a discutere di nuovo teatro. E poi è arrivata la proposta del Teatro Stabile del Veneto e di Massimo Ongaro. Il legame che abbiamo instaurato tra Teatro Stabile del Veneto e Premio è un legame innanzitutto fatto con le persone. Al giorno d'oggi ci sono moltissimi premi. Il premio Rete Critica si differenzia da queste proprio per la qualità intrinseca del lavoro che è alla base di queste segnalazioni e per il livello di approfondimento che ognuno dei membri della rete mette nell'elaborare il proprio pensiero. Se riguardo ai vincitori, una cosa è chiara, è che si tratta di persone che si muovono nell'ambito del nuovo teatro e della nuova danza. Non è stata una scelta programmatica, è semplicemente accaduto. Perché è accaduto? Perché chi si occupa di teatro in rete è quel tipo di teatro che interessa, è quel tipo di esperienza, è quel tipo di partecipazione che richiede anche un nuovo modo di fare critica. L'altro aspetto interessante però per me sono anche le segnalazioni, cioè non soltanto chi vince, ma attraverso una rete diffusa su tutto il territorio nazionale vengono segnalate tante realtà che altrimenti resterebbero sconosciute. Per me questo è stato interessantissimo, io ho imparato tantissimo dalle segnalazioni dei miei colleghi di Rete Critica e spero anche loro dalle mie. La funzione principale di un premio è quella di segnalare e credo che il premio Rete Critica abbia sempre svolto questa funzione in maniera egregia, andando proprio a individuare quelle manifestazioni artistiche, manifestazioni di comunicazione o organizzative che nel mondo dello spettacolo dal vivo meritavano di essere portate a una ribalta che ai fini dello sviluppo di queste iniziative è sempre stata molto importante. Cittadini della città celeste del teatro, salve a tutti, sono Daniele Timpano e ho vinto il premio Rete Critica ormai nel 2012, 8 anni fa, con Aldo Morto. Ricordo la premiazione, insomma, questo 2020 è un anno
è un anno un po' pesante, percepiamo questo grandissimo senso di fragilità devastante. Come un po' tutti i teatranti ci stiamo interrogando su tante cose, su come la liveness non dal vivo, la liveness, poi piace chiamarla così, cioè comunque se termine inglese, che anche in qualche forma può essere nello streaming dai social. Ci sembra di non dover continuare all'infinito a produrli senza budget appositi, ma un intervento produttivo delle strutture che ce li chiedono, specialmente quando sono istituzionali, penso che dovrebbe arrivare un po' più spesso. Grazie, scusate la consueta promissità. Ciao a tutte e tutti gli amici di Rete Critica, sono Paola Aiello della compagnia Kepler 452. Ciao, io sono Nicola Borghesi di Kepler 452. Ciao, io mi chiamo Enrico Baraldi e lei è Giulietta. Sono trascorsi 2 anni lunghissimi da quando il Giardino dei Ciliegi ha partecipato e vinto Rete Critica. Eravamo seduti lì che stavano per dire il premio e ci stringevamo la mano forte, poi noi che vincevamo e ero contento di aver vinto. Non mi era mai capitato prima di vincere qualcosa. Di quei momenti ho un ricordo che abita in quell'Arcadia dei giorni felici in cui bisogna andare ogni tanto a spulciare nei momenti di nostalgia. Ripensare a 10 anni fa è particolarmente divertente per me perché 10 anni fa io avevo 17 anni, facevo il liceo, ho cominciato il mio primo laboratorio di teatro, primissimo. Una cosa era chiara per me su quello che avrei voluto fare dopo, su quello che sarebbe dovuto succedere. Quella cosa era chiaramente vincere il premio Rete Critica. E devo dire che è andata bene e le soddisfazioni arrivano, vero Giulia? Il premio Rete Critica è stato un'occasione sicuramente per ampliare il nostro orizzonte, la nostra cerchia di conoscenze, ma anche stato un orientamento, no? È sempre importante quando qualcuno ti dà l'impressione che stai facendo la cosa giusta. E questo. Merda. Ciao! Ciao, grazie a tutti di questo bel invito. Abbiamo pensato che per dare il nostro contributo era meglio scrivere per evitare che mi impappinassi. Zona K ha vinto il premio di Rete Critica Sandra Angelini come progetto organizzativo nel 2016. La prima reazione al premio è stata incredula, direi. Poi si è trasformata in grande gratitudine verso un premio che arriva da un gruppo di critici impegnati, che riconoscono il valore e l'originalità del percorso intrapreso e così facendo ti confermano di essere sulla strada giusta. È stato il nostro primo premio e, come si dice, la prima volta non si scorda mai. Dopo la prima volta diventi un po' più adulto. Quindi grazie Rete Critica, sicuramente ci avete permesso di crescere più in fretta. Ciao a tutti amici di Rete Critica. Allora, eccomi qua, Davide Lorenzo Palla, tournée da bar, vincitore del premio Rete Critica per miglior progetto di comunicazione. Mi ricordo il momento del premio come un momento di grandi chiacchierate, di grandi pubbliche relazioni, ma anche un momento in cui finalmente poter far vedere al sistema teatro quello che era un lavoro che stavo portando avanti da qualche anno. Come ha influenzato il percorso artistico il premio? Diciamo che mi è servito partecipare a Rete Critica per capire che dovevo strutturare maggiormente, sempre di più, quella che era la vocazione della mia impresa di collaborare con i teatri. Tournée da bar fa spettacoli teatrali nei luoghi della quotidianità per portare nuovo pubblico al teatro. Grazie anche a Rete Critica ho capito che era importante poi collaborare con i teatri perché il pubblico va riportato lì, quindi chiudere il cerchio è stata messa a fuoco in maniera più chiara e netta con Rete Critica. Detto ciò, io vi saluto perché mi sto già dilungando tanto. Ciao! Sono Paola Manfredi e sono direttrice artistica della compagnia Teatro Periferico. Quelli che vedete nello Zoom sono i miei compagni di lavoro e insieme abbiamo vinto nel 2015 il premio Rete Critica per il progetto Case Matte. Sì, eravamo veramente tanti e tanti eravamo la sera che abbiamo ricevuto il premio direttamente sul palco del Piccolo Teatro di Milano. Insomma, eravamo una vera e propria carovana e non a caso abbiamo fatto questo viaggio in giro con un camper, con un caravan.
Aver vinto questo premio ci ha fatto capire che eravamo proprio sulla strada giusta e infatti abbiamo a quel punto proseguito lungo questa strada. Sì, questo progetto non lavora più su un passato come era quello sugli ex manicomi, ma lavora sul presente, cioè su qualcosa che sta accadendo in questo momento nell'RSA. Ci siamo accorti che non solo noi ascoltiamo, ma condividiamo questa esperienza molto forte. Allora, proseguendo sulla strada del fare rete, abbiamo pensato di poter collaborare insieme ad altri artisti che hanno portato ad avere un processo creativo condiviso. E poi in un certo senso ci siamo dovuti anche trasformare, perché nel momento in cui i teatri sono stati chiusi, noi abbiamo dovuto metterci in discussione e fare teatro fuori. Siamo praticamente sprofondati in una dimensione di ricerca inaspettata, anche un po' pericolosa e piena di imprevisti. Allora siamo sempre lì, entrare fuori, uscire dentro. Ciao a tutti, sono Grazia Lobasce, sono uno dei membri di Puglia Off. Ciao, sono Antonella e nel 2015 insieme ai miei compagni abbiamo vinto il premio Rete Critica come miglior comunicazione virale con il progetto Puglia Off. Dopo la vittoria cosa è cambiato? È cambiato che sicuramente abbiamo preso consapevolezza di quello che è il sistema teatrale italiano. Sicuramente dopo il premio Rete Critica abbiamo capito quanto potenziale ci fosse in noi e quanto la nostra idea fosse vincente. L'esperienza di Puglia Off è stata una palestra di emozioni fortissime. Il premio Rete Critica poi ha confermato la nostra intuizione, cioè che la comunicazione virale, utilizzando strumenti e tecniche specifiche per il nostro settore, è il modo migliore per raggiungere anche milioni di visualizzazioni. È un anno sicuramente complesso dove la comunicazione digitale si sta rivelando molto importante. Mi auguro che nel futuro possa cambiare qualcosa e che magari una vera rete nella rete si possa fare. Quello che mi auguro è che le compagnie riescano realmente a fare rete, ma concretamente per battersi insieme per i propri diritti, e mi auguro che in questi mesi di medioevo artistico ci si renda conto di quanto valore abbia l'arte. La rete non si fa, la rete si è. Dieci anni fa eravamo giovani emergenti. Oggi non siamo più giovani, non saprei se siamo immersi, sommersi, salvati. Emergere in uno stato di emergenza come quello del sistema culturale italiano credo sia forse impossibile. Noi siamo, credo, gli stessi ingenui e incerti autori di 10 anni fa, e lo dico con orgoglio. Io spero che l'ingenuità continui ad accompagnarci fino al termine della nostra carriera. Ecco tutto. Salve a tutti, io sono Giuseppe Gaudino del NEST, Napoli Est Teatro. Sono passati soltanto 3 anni dal 2017, da quando abbiamo ricevuto quel meraviglioso premio che è Rete Critica, ma noi lo ricordiamo ancora oggi benissimo. I premi sono importanti, sono una pacca sulla spalla da qualcuno che ci vuole dire: la strada intrapresa è quella giusta, continuate così. La vittoria è giunta assolutamente inaspettata, non partivamo favoriti, soprattutto perché non ci conoscevano molti dei giurati. Abbiamo avuto la possibilità lì di raccontare il nostro lavoro, di far vedere il nostro lavoro attraverso un filmato. Rete Critica ci ha dato la possibilità di aprirci uno spazio che era solo regionale fino a quel punto che poi è diventato nazionale. Ho sicuramente un ricordo bello, un ricordo anche molto vicino, molto recente. È stato premiato il progetto Moby Dick, il lavoro di una cordata, di un gruppo che ha saputo sognare assieme a me. Riuscire a condividere un sogno, un progetto ambizioso come è il Moby Dick è stato sicuramente molto molto importante per me, è un segno di riuscita di un progetto. I ricordi migliori ovviamente sono quelli degli incontri in presenza, anche perché molti di noi non si conoscevano e gli incontri di Rete Critica, i convegni, sono stati l'occasione finalmente per conoscerci. Da lì sono nate delle amicizie e, forse non dovrei dirlo, ma anche degli amorazzi. Ogni teatro pubblico dovrebbe impegnarsi a fondo
nel sostegno di artisti giovani emergenti e nella costruzione di un futuro per quelli che si meritano di poter proseguire la loro carriera. Dopo la pandemia nessuno sa quello che succederà, forse capiremo meglio qual è la necessità del teatro oggi. Al netto di questa fase molto complicata che stiamo vivendo, credo che da parte nostra e da parte di Rete Critica ci siano tutte le intenzioni per poter portare il premio a sviluppare ancora meglio le proprie prerogative, e io auspico sempre che si possa a un certo punto arrivare a costruire un vero e proprio festival di Rete Critica.